usciamo da un periodo difficilissimo per il mondo della scuola, ricominciare andando ad avere ancora interruzioni può essere critico, per cui abbiamo suggerito di utilizzare tanti spazi che possono essere disponibili senza interferire con le attività. I palazzetti di proprietà dei comuni, così come si possono coinvolgere le parrocchie, così si possono coinvolgere altri spazi pubblici che possono essere messi a disposizione in sicurezza senza interferire con l'attività scolastica. Questa è la proposta che fa il vice sindaco di Padova e candidato per il centro-sinistra alle prossime regionali, Arturo Lorenzoni. L'emergenza sanitaria ha congelato il mondo della scuola, bloccando la didattica. Continuare a tenere in stallo alunni ed insegnanti non è corretto, sostiene il candidato Lorenzoni. Chiaro che anticipare il voto prima dell'inizio delle scuole sarebbe difficile nella misura in cui ormai siamo già a giugno inoltrato e quindi votare in agosto o i primissimi giorni di settembre vorrebbe dire fare una campagna elettorale veramente complicata quando le persone pensano ad altro e quindi conciliare, diciamo così, la possibilità di votare regolarmente senza interferire con la scuola credo che sia un segno che richiede la nostra volontà ma richiede anche un senso di responsabilità e di volontà di arrivare all'obiettivo. Spazi per gestire il voto in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anticontagio ci sono, dice Lorenzoni. Nelle città non mancano. Nei paesi più piccoli si può cercare una sinergia con le parrocchie. È necessario però ci sia la volontà per realizzare questo progetto. Oggi il voto può essere gestito in modo molto più snello rispetto al passato e io credo che sia più difficile nei paesi più piccoli forse dove ci sono meno strutture a disposizione, ma nelle città indubbiamente sedi adeguate si possono trovare senza difficoltà.